capita a tutti di sbagliare, ha commesso un peccato veniale. So che Bebe saprà rimediare e rimane comunque un esempio per tutti noi, un orgoglio moglianese. Così il sindaco di Mogliano, Davide Bortolato, parla di quanto successo alla sua concittadina più illustre, quella Bebe Vio, multata qualche sera fa per essere stata trovata all'interno di un bar del centro alle 8 di sera, 2 ore dopo il limite di orario consentito dalla legge. Una storia di ordinaria trasgressione divenuta presto virale e nazionale. Del resto, le imprese di Bebe hanno sempre fatto il giro del mondo, quasi 1 milione i suoi follower sui social. Ho sbagliato, ha ammesso Bebe nel pomeriggio all'Ansa, raccontando di essersi trattenuta nel locale per chiacchierare con la cameriera, amica d'infanzia che non vedeva da tempo. All'Ansa ha anche detto di aver sempre tenuto addosso la mascherina e di aver mantenuto i distanziamenti. Con lei anche il padre Ruggero, multato a sua volta con una sanzione da 400 euro. Mi sta cercando il mondo intero, tutto questo risalto, ma non ho ucciso nessuno, ha detto ancora Bebe. Una storia emblematica che fa lanciare al primo cittadino un appello. Il momento è difficile per le attività produttive, per i gestori dei locali, ma dobbiamo tener duro. Purtroppo vediamo la luce all'orizzonte, ma questo è il momento forse più importante dove assolutamente bisogna continuare a rispettare le regole e le regole sono uguali per tutti.